Nico Pavan, il comandante del battello Santa Maria di Marano Lagunare, questa motonave che ci porta a vedere quelle che sono le beltà del nostro territorio, soprattutto delle lagune di Marano e di Grado. Un'idea partita dall'amore che ho verso la natura, verso questo ambiente maranese, legando alle tradizioni locali della buona cucina del pesce con l'ambiente appunto particolare e unico delle lagune di Marano e di Grado. Viaggiando con la Santa Maria si possono vedere tutte queste cose, alla foce del fiume Stella, la riserva naturale delle foci dello Stella, ricche di uccelli che svernano, che arrivano dal nord Europa ogni inverno qui da noi a trascorrere il nostro inverno che è un po' più mite. Cerca di unire quello che è l'ambiente anche alla buona cucina, perché è un battello fondamentalmente ristorante, è un ristorante navigante come mi piace chiamarlo. Una bella cucina, si tengono 60 posti, belli seduti, tutti comodi, è riscaldato anche nel periodo invernale, quindi si riesce a fare la vostra festa, qualsiasi cosa uno desideri, ad esempio i compleanni, anniversari, abbiamo fatto molte cose e soprattutto in un ambiente particolare. Io sono musicista, suono il trombone, suono la chitarra, sono molto attirato da tutto ciò che è arte. Abbiamo fatto dei concerti dal vivo proprio nel battello, delle presentazioni di libri, abbiamo fatto una rappresentazione teatrale a bordo. In questo ambiente gli artisti stessi mi dicevano: tu sei pazzo, è l'ambiente più bello in cui io possa aver mai recitato o suonato. 3 parole: pesce sempre freschissimo, anzi pesce a chilometro zero, buona cucina e il territorio, l'ambiente che è unico e impareggiabile. La simpatia sulla Santa Maria è una garanzia.